I terreni per la costruzione di Forte Belvedere vennero acquistati dai contadini e molti operai locali furono impiegati dall'esercito austro-ungarico per la progettazione e la realizzazione del complesso. Si ordinano le armi e i materiali alla Škoda di Pilsen, i quali verranno trasportati da Trento lungo le strade militari utilizzando mezzi speciali e lunghe carovane per arrivare nelle zone impervie dove sorgeranno le fortificazioni. Sull'altopiano vengono realizzati il comando, l'osservatorio, i forti Kerle, Sommo Alto, Dos delle Somme, Cima Vezzena, Busaverle, Campo Luserna, Belvedere. Nel frattempo gli italiani lavorano alla costruzione dei contrapposti forti: Verena, Campolongo, Interrotto, Campomolon, Punta Corbin, Casaratti. Werk Schwendt, meglio noto come Forte Belvedere, fu realizzato dal genio militare austro-ungarico sotto la direzione del tenente Rudolf Schneider nel periodo fra il 1908 e il 1912, con il compito di difendere la via d'accesso a Trento in un settore particolarmente sensibile ad eventuali attacchi italiani. Costruito a strapiombo sulla Valdastico, il forte fu collaudato per resistere a pesanti bombardamenti e, con l'ausilio di strutture corazzate in acciaio e calcestruzzo e centinaia di metri di gallerie nella roccia, rappresentava una delle massime espressioni della tecnica militare dell'epoca. La sua struttura era articolata e composta da un blocco centrale in cemento armato formato da 3 piani, casamatta principale, da cui si diramavano diverse gallerie scavate nel sottosuolo per permettere di raggiungere i fortini avanzati che dominavano la vallata da posizione ottimale. La casamatta principale era così strutturata: al secondo piano, servizi, mitragliatrici, camerate, magazzini, stazione ottica. Al primo piano, servizi, pronto soccorso, camerate, depositi. Al piano terra, polveriera, cucina, centrale telefonica, centrale elettrica, locale accumulatori, inoltre camera mortuaria, uffici, posto di guardia e officina. A Forte Belvedere le postazioni avanzate erano 3, tutte con copertura di 2 metri in cemento. Nel suo complesso il forte era dotato di 22 mitragliatrici. I fortini erano collegati tra loro attraverso cunicoli illuminati. Ancora oggi il sistema di gallerie nella roccia per raggiungere tutte le parti del forte si sviluppa per diverse centinaia di metri. Le funzioni principali di Forte Belvedere erano il controllo della Valdastico e l'illuminazione della strada italiana contrapposta. Tutti i forti austro-ungarici erano protetti da un reticolato di trincee filospinato e comunicavano tramite telefono, razzi illuminanti e telegrafo ottico. Dalla postazione di Forte Belvedere, infatti, si era in contatto diretto con Luserna, Monterust e Kerle. Il 25 maggio 1915 i forti italiani aprirono il fuoco sui forti dell'altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna. Grossi calibri caddero continuamente per diversi giorni, costringendo alla veglia forzata le guarnigioni dei forti. Forte Luserna, tempestato e colpito da centinaia di granate italiane, cominciò a cedere. Il comandante Nebesar fece issare una bandiera bianca. Circa alle 4 del pomeriggio, verso Luserna, le detonazioni cessarono. Do un'occhiata. Una bandiera bianca sventola sul forte. Il mio cannocchiale spazia sulla copertura del forte. Non è un'illusione. La vedo così chiaramente che sembra essere ad appena 30 passi. Su un palo sventola un lungo telo di lino bianco. Follia! Se cede Luserna, tutto è perduto. Qualora anche un solo forte dovesse più essere in mano nostra, tutto il settore sarebbe costretto ad arretrare. Questo lo so con precisione e lo sappiamo tutti, ma per primo dovrebbe saperlo il comandante di Luserna.
Sicuramente abbiamo a che fare con pazzia o tradimento. Subito, dai forti Belvedere e Verle, partono i colpi di cannone su Luserna per abbattere le bandiere bianche e fermare l'assalto italiano. Soltanto chi per settimane intere è rimasto chiuso in uno scatolone di cemento, sotto il martellare delle granate, può rendere giustizia agli uomini del Luserna. La caduta di un forte avrebbe comportato la perdita dell'intera linea, costringendo le truppe austriache ad un arretramento di svariati chilometri a ridosso di Trento. Tuttavia, i soldati italiani, temendo si trattasse di una trappola, tardarono ad avvicinarsi al forte ormai inerme e quando furono a poca distanza furono investiti dal fuoco di sbarramento degli obici dei vicini Forte Verle e Forte Belvedere, decisi a tutto pur di evitare il tracollo. Per un anno intero gli italiani provarono più volte a sfondare la linea tramite attacchi e bombardamenti. Con il maggio del 1916 l'Austria-Ungheria, dispiegando un notevole quantitativo di truppe e materiali, passò al contrattacco in quella che sarebbe stata poi comunemente ribattezzata Straffe Spedizione. Lo schieramento italiano fu costretto ad arretrare sull'altopiano di Asiago e il fronte si stabilizzò fino al termine del conflitto. La guerra dei forti, durata un anno, poteva considerarsi conclusa. Forte Belvedere venne rimesso in completa efficienza come sentinella arretrata fino all'ottobre del 1918. Infatti, l'esercito italiano, guidato dal maresciallo Armando Diaz, vincendo la battaglia di Vittorio Veneto, causò il crollo del fronte austriaco. Nel novembre 1918, con il trattato d'armistizio a Villa Giusti, firmato fra Austria e Italia, terminava la Prima Guerra Mondiale.